Assessore Gibelli, si alza il sipario sulla 19ª edizione di Pordenone Legge in una regione che vanta a livello nazionale il maggior numero di lettori, quindi si può dire che si gioca in casa con un festival di questo tipo. Beh, si gioca in casa, soprattutto Pordenone Legge gioca su una pluriennalità ormai lunga e sempre felice e, lo dico incrociando le dita, anche se io non sono superstiziosa, di successo. Quindi qui c'è un angelo di Pordenone Legge, abbiamo visto prima le ali, le rivediamo, ecco, ce ne sono tantissimi, questo vuol dire che anche i ragazzi sono interessati, coinvolti, vogliono contribuire a Pordenone Legge sempre più grande, sempre più nazionale. Ecco, la valenza nazionale è uno degli elementi importanti perché consente di far conoscere Pordenone e il Friuli Venezia Giulia in Italia e diciamo anche oltre i confini nazionali. Certo, assolutamente sì. Io dovrei avere un conflitto di interessi, ma non ce l'ho perché ho visto crescere il Festival della Letteratura di Mantova, ma siamo più bravi. Presidente Federica, la sua prima edizione di Pordenone Legge in veste di governatore, una manifestazione sicuramente di valenza culturale ma con ricadute economiche importanti per il Friuli Venezia Giulia. Sì, diciamo, Pordenone Legge è una manifestazione di carattere nazionale, quindi è una forte sponsorizzazione della nostra regione che diciamo, passa attraverso la cultura. È una promozione anche dei nostri grandi talenti che abbiamo, non a caso anche l'inaugurazione è dedicata a un poeta friulano che da un anno non c'è più e sul quale ovviamente noi dobbiamo costruire, anche per le sue grandi capacità e il lustro che ha portato alla nostra regione, un tema diciamo, di valorizzazione della grande ricchezza storico-culturale che è il Friuli Venezia Giulia.